Quanti morti sul lavoro in Italia nel 2016? Nessuno lo sa e pochi sanno soprattutto che nessuno lo sa. Infatti l'INAIL, che è un istituto assicurativo, rileva ed elabora i dati dei soli propri assicurati e non per tutte le persone che muoiono o si infortunano durante le attività lavorative. Qui c'è davvero qualcosa che non va. Come può un paese civile combattere le morti e gli infortuni sul lavoro senza sapere qual è la vera situazione? Pensate che ogni anno l'INAIL, a posteriori, non riconosce centinaia di morti sul lavoro, che però vivi non sono più e nemmeno sono ovviamente resuscitati, ma sono morti e sono morti sul lavoro. Liberi professionisti, pensionati, agenti di commercio, volontari, giornalisti, vigili del fuoco, volontari della protezione civile di cui sentiamo sempre parlare, non sono assicurati INAIL. Se muore qualcuno di loro, per l'INAIL non è morto. Se si rovescia un trattore e muore l'agricoltore pensionato, non si conta. Poi ci sono i lavoratori in nero, i quali, come sappiamo, sfuggono molto spesso a queste statistiche. E come si fa a programmare delle attività di prevenzione senza conoscere realmente la dimensione del problema? Non si fa. Il risultato? Le persone continuano a morire, ma nessuno lo sa.